80 anni dopo la tragica battaglia di Nikolaevka, gli alpini non dimenticano. Il 26 gennaio del 1943 fu scritta una pagina drammatica della nostra storia. È la tragedia dell'esercito italiano che fu letteralmente mandato al massacro. In Russia si dice che sotto ogni girasole ci sia il corpo di un soldato italiano. E il 26 gennaio, in occasione dell'anniversario di Nikolaevka, ricorre la giornata nazionale della memoria e del sacrificio alpino, istituita per legge, il cui scopo è quello di tenere vivo il ricordo della battaglia e di promuovere i valori della difesa, della sovranità e dell'interesse nazionale, nonché dell'etica della partecipazione civile, della solidarietà e del volontariato che gli alpini incarnano. E proprio domani le penne nere del gruppo di Castelfranco Veneto ricorderanno i tragici eventi di Nikolaevka alle 9 con l'alzabandiera presso il monumento ai caduti in piazza Marconi, alle 20:30 poi la cerimonia di commemorazione con la deposizione di una corona d'alloro ai caduti, le testimonianze e infine l'ammaina bandiera.